E c'è ancora tanto da fare per la tutela del lavoro e dei più deboli. In Piemonte, braccianti agricoli sfruttati dai caporali. 3 arresti. Isabella Romano. I braccianti caricati all'alba sui furgoni, istruiti a mentire in caso di controlli. I soldi consegnati subito, 3 euro l'ora, per lavorarne in media 10 di ore, ogni giorno senza sosta tra i vigneti del Monferrato, su quelle colline, patrimonio dell'UNESCO, dove nascono vini pregiati. I carabinieri hanno arrestato 3 fratelli albanesi, titolari di una cooperativa nell'Astigiano con più di 150 dipendenti regolari. Fornivano la manodopera per la vendemmia a molte aziende piemontesi, ma le indagini hanno portato alla luce una contabilità parallela, spaccato di illegalità, degrado e sfruttamento. La promessa di lavoro era diventata un incubo per 37 giovani braccianti, tutti africani. Vivevano in queste strutture fatiscenti, senza acqua né energia elettrica, reclutati nei centri d'accoglienza della zona, trattati come schiavi una volta finiti nella rete dei caporali, umiliati e insultati, i costi di vitto, alloggio e trasporto trattenuti dalle paghe. Visita ai cantieri.